Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 4. Intanto, vabbè, avete visto che dietro di me un pochino lo sfondo è cambiato. Raga, non ho ancora finito di sistemare le ultime cose, però più o meno la stanza, insomma, l'ho fatta. Insomma, veramente scoglionato. Perdonatemi infatti per l'assenza, soprattutto vi devo dire anche perdonatemi che praticamente questi video, io sto registrando diversi video di fila, questo è l'episodio 8 e non ho ancora pubblicato l'episodio 4 per farvi capire, quindi purtroppo se magari nei commenti mi chiederete qualcosa durante gli episodi non potrò farlo per il semplice motivo che li ho già registrati. Detto questo, vi invito a lasciare un mi piace, abbiamo diverse missioncine da fare perché possiamo andare sia da Yogi e Reggie. Nello scorso episodio ci siamo finalmente preso casa Galla, adesso è nostra, nessuno ce la toglie, che poi tra l'altro era nostra da generazione a generazioni. Abbiamo pure visto e conosciuto lo Shangri-La con la tigre che impersoniamo quel guerriero, insomma una roba molto figa. E adesso dobbiamo andare a fare diverse missioni. Allora abbiamo Willis, quindi dell'episodio, cioè un personaggio che si è visto pure su Far Cry 3. Poi abbiamo forse qualche altra robetta. Ecco, qua c'è un altro pezzo dello Shangri-La. Vedete, possiamo andare qui e completare lo Shangri-La. Non so se lo faremo, vediamo. Intanto andiamo a proseguire la storia per il momento. Allora, quindi io andrei da Willis, sì. Viaggio rapido tutta la vita. Abbiamo il cazzo di bazooka che ancora non abbiamo testato con cura, dobbiamo ancora vedere. Questo è un avamposto che mi sono fatto, se non erro, fuori registrazione, giusto per portarmi avanti su alcune cose. Siamo attrezzati sempre con la pistola, l'MP5, la balestra automatica, mi sono messo. Molto figa la balestra, perché spara un sacco di dardi veloci, non è forte quanto l'arco, però insomma ha il suo grandissimo perché, soprattutto con i nemici. Magari per gli animali converrebbe più un arco. Poi vabbè, l'arco ricordiamo che ha sempre quel vantaggio di avere pure le frecce incendiarie ed esplosive, anche per questo. Detto questo, io mi dirigerei cerco di arrivare dal nostro buon uomo, il nostro Willis. Vediamo se riesco a fare un'azione così, vediamo, aspetta, non so se ci riesco. In teoria se mi butto da qui, se è abbastanza alto, dovrei poter un cazzo. Madonna, non vedo niente. Ma tua madre, vabbè. Tra l'altro aspetta, mi sono raccolto un bel po' di piante, vedete, a casa mia, e possiamo fare la siringa concentrazione, ne faccio un'altra da caccia, 2 di questa qui sopravvivenza, riduce i danni fisici, vedi, questa è bella per combattere, molto cazzuta. Oddio, ma perché mi attacca ogni bestia? Mamma mia, un colpo in testa al cinghiale però, non è male. Allora, direi che possiamo vedere se qui c'è Willis. Ok? Assassinato, cresciuto da tua madre in America, tornato in Kirat per il suo ultimo desiderio. Vabbè, mi conosce. Dopo avermi aiutato ad atterrare all'aeroporto. Perché mai dovrei farlo? Sei in questo casino per sparare ai cattivi, non per giocare agli indovinelli. Prima mi aiuti, prima potrai tornare a esercitare la legittima difesa in terra straniera. E poi ho delle informazioni per te. Pronto? Vabbè. Ancora? Ok. Quindi dove si va? Free Willis. Dobbiamo aiutare Willis ad atterrare, no? Su Far Cry 3 lui se n'è andato in aereo e adesso a quanto pare sta ritornando in Kirat su Far Cry 4. Tanta roba questa cosa, che si vedono dei personaggi dei vari Far Cry. Questo Willis è ripetuto, poi non lo so se è ripetuto pure sugli altri, questo non mi ricordo. Fatto sta che dovremmo andare praticamente in culo al mondo. Madonna, là sopra, e certo c'è la pista d'atterraggio qua. Vabbè, ci tocca fare strada 300 metri. Il problema è che è in salita, quindi dovremmo fare 1000 giri per arrivare. Vabbè, allora raga, lo Shangri-La è una cosa, penso a sto punto molto secondaria. Comunque stavo pensando, io non so se lo porterò tutto lo Shangri-La, poi vedremo in caso quello che mi viene di... perché onestamente magari gli dedichiamo un episodio rapido, cerchiamo di fare tutto lo Shangri-La e poi non lo so, vediamo. Ci penserò perché sarebbe interessante da portare, perché lo Shangri-La è tanta roba. E anche dato che io vi ricordo che il canale all'inizio l'ho creato proprio per me stesso, fondamentalmente avrei voluto creare il canale di gameplay che avrei voluto per me, quindi dei gameplay fatti con dei tagli sintetizzati che magari ti strappano una risata anche se il gioco non dovesse proprio piacerti più di tanto, capito? Oppure semplicemente dei gameplay che cercano di immedesimare lo spettatore nel gioco che si va a trattare. Quindi io cerco di farlo nel miglior modo possibile, non so se ci riesco al 100%, però vabbè,
l'idea comunque è quella. E già c'è gente. Bene, ho fatto un volo radente e avvistato dei cecchini. Eliminali. Ricorda, abbiamo un nemico comune. Fai fuori gli uomini di Pagan e i tuoi compagni del Sentiero d'Oro riusciranno a conquistare l'aeroporto. Va bene. Un'altra cosa, devi tenere un basso profilo, come un repubblicano a San Francisco. Niente allarmi, non farti beccare, punto. Va bene. Con un comandante all'aeroporto e non voglio che sappia che ho un asso nella manica. Ho capito Willis. Va bene, facciamo tutto furtivo. D'altronde noi siamo dei fenomeni nella furtività, no? Quindi proprio abbiamo già la vittoria in pugno. Vediamo qua com'è la situazione. Lì ne abbiamo un altro. Peccato che ogni tanto non li marca. Guardate che rottura di cazzo. Allora proviamo a salire qui, veloce, così ci facciamo subito il cecchinazzo che si sta girando verso di qui. Questo non è un bene. Eh no, se salgo qui mi vede. Ma vedrà pure il cadavere. Va bene. Siamo stati abbastanza veloci, signori, abbastanza veloci, quindi non ci ha sgamato. C'è un altro allarme. Oddio, c'è un altro cecchino lì. Colpo alla testa. Da qui possiamo lanciarci, penso, sull'altro tetto. Questo è interessante da sapere. Qui c'è l'allarme. Però ci sono 3 nemici e questo potrebbe essere un problema. Allora l'allarme va disattivato sicuramente. Tanto lì ce n'è un altro. Ma guarda qui, c'è l'aeroplano. Adesso io non so. Vediamo se posso far girare quello. Ok, magari lui si gira. Così noi eliminiamo questo. Ed eliminiamo questo. Adesso qui se riusciamo facciamo un colpetto veloce. Dobbiamo eliminarne 3. 1. Mia madre. Furtivi. Voglio provare a passare adesso da qui. Vediamo questa droga. Che poi abbiamo tutte armi furtive tecnicamente. Abbiamo la balestra, l'MP5, la pistola. Tutta roba furtiva. Però siamo riusciti ad andare dall'altra parte. Guarda qui, l'aeroporto del Kirat. Adesso se saliamo di qui possiamo eliminarli. Perfetto. Eliminiamo uno. Non so se mi hanno sgamato. Sapete? Mi spara un altro istinto. Voglio vedere se c'è altra gente qui. Ah, vedete? Qualcuno sembra averci sgamato. Ce n'è un altro lì. Sarebbe stato figo qua il cecchino silenziato, raga. Mannaggia. Ok. Abbiamo fatto quei 2. E qui in teoria li abbiamo fatti tutti. Io adesso mi farei l'altro. Solo riuscissi a vederlo. Forse riesco a prenderlo da questo tetto. Però non ne sono sicuro. Speriamo di non sbagliare adesso. Perché dobbiamo eliminare soltanto i cecchini, a quanto pare. Cecchini uccisi 5 su 6. E l'ultimo è qua. Okay. Godo. Ora puoi atterrare. Godo. Ho eliminato i cecchini. Bel lavoro, arrivo per l'atterraggio. Vai alla torre di controllo e chiamami quando ci sei. Torre di controllo e chiamami quando ci sei. Perfetto. Ok, dovrei essere, raga, sulla torre di controllo. Quindi bisogna salire sopra. Penso ce l'abbiamo fatta. Tutto in modo furtivo, raga. Tra l'altro oggi faccio più FPS. Cazzo, 109. Oddio. Ah, qua c'è un cecchino, ci fa prendere, raga. Al posto del bazooka. Dai, magari il bazooka non ci servirà a sto giro. Perché lo butta? Sono Cos'è? in posizione. Resta lì e coprimi le spalle. Si Prima è di buggato. parlare con te ho una piccola riunione a cui partecipare. Se le cose si mettono A male caso. ti do il segnale. Che tipo di segnale? Quando dico Regonomics, apri il fuoco e non smettere finché non ci sono più cattivi. Reganomics. Ok. Ok, stiamo attenti, a volte pronuncia questa parola. La smetti, ma sono buggato. Sì, ma io non vedo, raga, non posso posare la fotocamera e non mi posso muovere. Mi ha fatto partire da qui dove non ho una Ho qui grande la merce, visuale. come avevi chiesto. Cambio di piani. Cosa vuol dire? Ho detto cambio di piani. Cerchiamo una soluzione, ok? Non c'è niente da risolvere qui, amico. Da dove vengo io la parola conta. Non te la puoi rimangiare, è anti-americano. Ne ho avuto abbastanza. Cazzo. Quindi? Io non vedo, raga. Hai presente il Regonomics? Era la politica di un presidente che aveva a cuore... Ok, mi ha detto di sparare. Non farti ammazzare! Va bene, dobbiamo proteggere Willis, raga, con cecchinate di buon gusto. Peccato che ho una mira del cazzo, però. Ci sto provando. Ma Willis è morto, ma era vivo. Perfetto. Aspetta, adesso faccio. Cecchinato questo. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro qui, ma non lo vedo. Poi ne arrivo. Buon uomo. L'ho mancato? Cazzo, l'ho mancato. Ma ho capito, ma non li vedo. Cioè, chi stai sparando? Scusa. Ma non c'è nessuno da te. Buon uomo. Qui è troppo pericoloso, vado al magazzino! Coprimi!
Ci sto provando, aspetta. Ma se ne vada. Un elicottero! Oh cazzo, come l'elicottero? L'ho preso. L'ho preso. Aia, qua il bazooka, vedete? L'ho preso. Colpo alla testa. No, non sapevo si potesse prendere. Oddio, sparano col mortaio. Non pensavo si potesse colpire direttamente il coso. Dove arrivano? Oh mio Dio. Vabbè, si va in scena, ragazzi, va in scena, che qua mi sa che c'è un mortaio che non vedo. Va bene, l'ho capito. Va bene, madonna mia, che bordello. Porca miseria, ragazzi. Sta missione è bella dura. Oh cazzo, sto morendo, ci muoio. Aia. Merda. Sparateli in faccia, un cazzo. Ce n'è un altro qui? Dov'è? Non lo vedo, ecco. Fatto? Non lo so. Penso di sì. Dalla carenza di spari ed esplosioni direi che hai finito. Vieni da me al magazzino, così finalmente ci vediamo in faccia. Mamma mia, raga. Andiamo da lui. Porca miseria. Che missione però. Mi è piaciuto un sacco liberare sto aeroporto. 25 anni e ancora non capisco se quella puzza significa scarsigene o perdita della speranza. Io non sento niente. Non è più necessario fingere così. Dunque, chi sei? Ma guardati. Americano dentro e utile fuori. Sei il perfetto lupo travestito da pastore. Meglio dello stronzetto californiano che mi è toccato l'altra volta. Entrambi patrioti, però. Del tipo che si mette la mano sul cuore quando suonano l'inno nazionale. Si riferisce il 4 luglio. a Far Cry 3. Agente Willie Santley, lavoro per Langley. Langley, quindi... Come si chiamava il Sì. protagonista? Tutto ciò che devi Cazzo? sapere su chi ha Sono ucciso tuo dimenticato. padre in quel file. Quale fai? Quello nell'aereo che sta per decollare. Merda! Ehi, ti servirà questa. Cosa mi ha dato? Ah, vai alla TV. Oddio, e come faccio? Come faccio? Buon uomo. No, ho sbagliato, ho preso una K per sbaglio. Quindi dobbiamo inseguire quest'aereo che ha i documenti, cioè i file che spiegano come è morto nostro padre. Mi butto. Wow. Raga, ma che azione è? E cosa faccio? Ah, così. Mamma mia, signori. Cinematico qui, Ce l'abbiamo fatta. Ma che azione ha fatto il nostro Ajay Ghal? Wow, raga, ma che azione è? Stiamo scherzando? Ajay, immagino tu abbia il file. Sì, e non mi dice un cazzo. Ah, non c'è un cazzo? Censura, vuoi saperne di più? Chiudi il becco e dammi una mano con un lavoro e quelle barre nere spariranno. Ok. Che lavoro è? Sono qui per eliminare Pagan Min e Yuma, cosa che a occhio non riesce agli autoctoni. Credevo che quelli come voi sapessero fare guerriglia. Come noi? Il Sentiero d'Oro combatte la guerra sbagliata. Sono qui per insegnargli come si fa. Primo, consegnare l'aeroporto. Secondo, ottenere i servigi di Ajay Ghal. Sei tu. Ci rivediamo qui quando sei pronto. Ah, non parlare del nostro piccolo accordo al Sentiero d'Oro. Sono informazioni confidenziali. Ah. E ora perdonami, ma devo andare al cesso. Scusa il francese. Mamma mia, che missione, raga, bellissimo. Ma è un Possiamo cazzo di sapere. buco in terra. Vabbè, quello. Bellissimo, possiamo continuare sicuramente le missioni di Willis, cosa che farei in questo episodio, così continuiamo con lui per sapere di più sulla morte di nostro padre. Nel frattempo questo qui è un camion che dobbiamo distruggere per guadagnare punti karma, cosa che non abbiamo fatto. Madonna, se riuscissimo a colpire l'autista sarebbe il top. Oh, ok, l'autista l'ho preso. Tiriamo 2 granate qui così salta in aria. Vai. Perfetto. Willis non so, dovrebbe essere sempre qui all'aeroporto. Vediamo. Tra l'altro aeroporto che è un viaggio rapido si è sbloccato, perché adesso appartiene al Kirat, cioè al Sentiero d'Oro, insomma. Attenzione, filmatino. Tu
tutto questo non serve a un cazzo. Ti ricordi come si fa in America? Da noi si bussa. Dov'è il diario originale? Te l'ho detto, più lavori per me, più le barre nere della censura faranno ciao con la manina. Forza. Certo, non è il giusto modo di trattarmi, Entra, va, ho rischiato ti do la un vita. messaggio. Consideralo un anticipo. E poi sia su Far Cry 3 che su Far Cry 4 questi aeroplani, fin quando poi li hanno aggiunti. Davanti a una bottiglia di scotch in un baretto losco a Tirta. Lavorava ancora per Pagan Min allora e aveva ancora quella luce negli occhi. Quando Min ha freddato l'erede al trono del Kirat è stato un gran merdaio, amico. Scusa il francese. Cosa? Non ti seguo Tranquillo, più. sarà nel documento che ti darò dopo la prossima missione. E quindi si parte, non sappiamo dove e non sappiamo perché. Ma va bene. Cosa siamo? In Himalaya di nuovo? Tutti se la presero con lei. A quanto ne so, c'era di mezzo Yuma. Vuoi risposte? Gli indizi portano a lei. Ah, quindi stiamo facendo questa cosa per È il fare braccio Yuma. destro di Pagan Min. Venuta con lui da Hong Kong alla triade super lo Yin Yang. Lo sai cos'è? Lo Yin Yang? Certo che sì. Wow. Quindi forse possiamo uccidere Yuma qui. Abbiamo di mira uno dei siti di Yuma e il suo luogotenente. Fallo fuori. E Yuma sarà un burattino nelle nostre mani. Ah, così, mi butta dall'aereo così. Ma guarda che c'è freddo qui. Willis, preoccupati un po' per me, no? Cazzo, io avrei voluto cambiare arma perché un lanciarazzi sarebbe stato comodo. Monastero di Akash. Stiamo attenti perché qui potrebbero esserci dei nemici. Non so se mi possono servire. Oddio. Cazzo. Come è tutto a posto? Ci sono cadaveri ovunque, buono. Va bene. Vabbè, ma sti cazzi, raga. Volevo farlo furtivo, ma una capra mi ha distratto, signori. Una capra. Speriamo che riusciamo a uccidere Yuma, il braccio destro, così e poi ci rimane praticamente solo Pagan. Cazzo, questi sono veramente resistenti però, raga. Colpo alla testa di prepotenza. Qua c'è un baulozzo. Vorrei luttarmeli questi, grazie. Cos'è questo qui? Un colonnello? Ah, il tenente, perfetto. Che fosse quello giusto? Come faccio a sapere se era quello giusto? Scatta una foto. Fagli una foto, nada bimbo. Non è il nostro uomo. Ah, non è lui. Stai cercando il supervisore dello scavo archeologico di Yuma. Sai cosa? Elimina tutti quelli che potrebbero essere responsabili di qualunque cosa non sia la pulizia dei cessi o il lavaggio dei piatti. Bene. Non c'è niente di più americano che ucciderli tutti e lasciare la scelta a Dio. Chiamami quando hai finito. Oh, oh, merda. Qualcuno sta sparando. Fuoco a volontà! Ok. Sto facendo delle robe. Colpo alla testa. Mamma mia, però con quanta maestria, signori. Ma che gameplay? Ma che gameplay è questo? Colpo alla faccia. Stavo morendo con un nemico. Appena dico che gameplay è, inizio a giocare di merda, raga. Fateci caso. Allora, io devo proseguire. No, mi sa che si poteva usare il rampino. Sì, vabbè, forse posso anche salire. Perfetto. Qua stiamo attenti perché ci saranno altri nemici. Stavolta vorrei farlo un po' più furtivo. Non vedo. Oh, uno. Prima segnalo. Due. Perfetto. Calma, 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 calma. Proviamo a entrare di qui con calma. Veloce, 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 veloce. Sento ma non vedo. Oddio. Gli scatto una foto? No, non posso. Vabbè, a mali estremi, estremi rimedi. Diamo di torretta. Ok. Usciamo da lì. Andiamo di AK. Oh cazzo. Sto morendo, sto morendo. Via, via, via. Però è troppo bello come è fatto proprio gli spari dell'arma. Dobbiamo scattare, mi sa, una foto al buon uomo. È lui? No, forse devo solo perquisirlo. No. Ho trovato una chiave su un corpo. Ho finito le medaglie, chiamami quando hai ucciso il comandante. Oh cazzo. Veloce. Madonna, il panico. Però la chiave mi porta a entrare qui. Posso interagire con questa porta. C'è qualcuno? C'è una grotta. Vabbè, ma che cazzo di posto è qua? Peccato però, non ce la stiamo giocando proprio furtiva. Ma vabbè ragazzi, sta sempre l'azione. Sempre divertente. Comunque ve la fa. Cioè la furtività ti dà quella
quella cosa in più, però. Io levo le tende. Cosa? Aspetta, io come faccio ad andarmene? Tieniti forte, Stellina, tornerò per darti un passaggio. Non si può lottare il topo. È bellissimo. Oddio, ma c'è gente ovunque ogni volta. E uno è lì. Ma qua è pieno, guarda qui, un altro. Uno con lanciafiamme addirittura. Ma sapete che vi dico, raga? Ma sti gran cazzi. Faccio così. Ok. Direi furtivamente incredibile. Vado di granate a go-go a profusione. Questo è esploso perché hanno le bombole dietro. Fatto una strage, signori. Lottiamo questi qui pesanti, magari hanno qualcosa di utile. Qua ci sono dei forzieri, che fatene privi, ragazzi. Prendiamo i contanti e poi ci potenziamo come se non ci fosse un domani. Zaino quasi pieno, però dai, le munizioni e i soldi fanno sempre comodo. Continuiamo a salire in questa caverna bellissima. Guarda qui che posti, raga. Delle mummie, delle... Wow. Fantastico però, raga. Mamma mia se è bello. Guarda, è stato tipo di un Buddha. Questa forse è la dea Kira. Ok, siamo usciti, siamo sbucati qua. Ok, ritorniamo alla furtività. Ne abbiamo uno qua sotto. Sì, ne vedo, ok. Va bene. Stavo smirando malissimo. Anzi, ho smirato malissimo. Mi sa che c'è qualcun altro che mi guarda. E quello vorrei farlo, ma vallo a prendere. Ne ha pure uno dietro, quindi anche volendo. Se lo freddiamo. Qua abbiamo sempre la... Ho il bazooka, me lo riprendo. Questo ci potrà servire, non si sa mai, le cose si mettono male. Prendiamo... Andiamo di lanciarazzi. Qui ce n'è un altro che non mi segna. Ah, ok, me l'ha segnato. Vediamo se lo riesco a prendere. Si gode. Stiamo risalendo di qui. E niente, ho rovinato tutto per fare questa azione di merda. Oh cazzo, levati dal cazzo. Madonna mia. No, non ho mai provato, non ho intenzione di provarlo. Oh, hai rotto il cazzo. L'ho fatto. Ok, li abbiamo fatti tutti. Devo andare da questo lato. Il bazooka, raga, è tanta roba. Come in ogni gioco il bazooka ti salva la vita. Ti salva la vita. E noi andiamo di lanciarazzi. Uccisione multipla per 3. Cosa vuoi di più dalla vita? Perfetto, questo l'abbiamo fatto. Aspetta, mi curo un po'. Ce ne abbiamo un altro alla mitragliatrice. Mi sa che si è messo questo. Buon uomo. Guarda che sono dall'altra parte. Sei tu il... elimina il tenente di Yuma, è lui? Un secondo. Non lo so. Sì, l'ho preso. Bene, ti vengo a prendere appena finisco la colazione. Come appena È incredibile finisci? quanto sia difficile trovare del bacon da queste parti. Basta, chiuso. Ma... Vabbè, si bugga un pochino la visuale, ma ce ne stiamo andando. Ah, così? In tutelare? Grazie per aver volato in territorio nemico, Stellina. Appena trovo un altro contatto con Yuma mi faccio sentire. Perfetto, quindi è grazie a Willis che andremo a farci Yuma. Ora, se questa cosa si leva, io aprirei subito la mappa. Se me lo fai fare. Perfetto. A parte abbiamo 9 punti abilità, voglio dire. Le siringhe curative ripristinano 6 unità di salute. Ma cosa la metto a fare se non ho manco la possibilità di andare a quella salute? Siamo in un territorio nemico ma relativo. Possiamo ritornare qui a fare da Willis. Però se ci arrivo di passaggio vorrei farmi quest'altro avamposto. Va bene, pagane. Se ti stai zitto devo farmi un avamposto qua, che te li sto fottendo tutti gli avamposti. Lì c'è l'allarme. Lì ce n'è un altro che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Ma aspetta, facciamo così, scusa. Tanto è abbastanza piccolo. Buono da eliminare questo. Invisibile. No, questo lo vede quello. Perfetto. Facciamo l'allarme. Facciamo questo. Erano 2. 3. Ok. Mamma mia che avamposto, avampostello aggiungerei. Bella, bella questa qui. Si sbloccherà sicuramente altre missioni, ma io devo un po' dare un'occhiata ai rifornimenti. Oh, nuova arma sbloccata, il P416, il nuovo cecchino pure. Ci abbiamo queste robe vendibili per 200k, raga. Mamma mia. Ora che ci siamo liberati questo avamposto, ritornerei da Willis. Facciamo un'altra missione per lui e poi per questo episodio ci salutiamo. Oh, un diario di Mohan a caso. Anche perché magari ci fa finalmente uccidere Yuma, quindi un buon passo poi per l'avanzamento del gioco. Già, è giusto in tempo, stavo proprio finendo. Ci siamo, ho un ultimo lavoro per te. Sei quasi alla meta, forza, sali.
Ah, vedi, è pure l'ultimo lavoro. Attenzione, bottiglia di whisky incredibile. Non la buttare, ho vodka. bevuto un secchiello di caffè. Tra poco mi serve. Cristo. Himalaya, di nuovo. Ti dirò la verità e non ti piacerà per niente. Causa. Tuo padre ha cercato di uccidere tua madre perché voleva lasciarsi tutto alle spalle. Il sentiero d'oro, il Kirat, la causa. Che cosa? 1. Tua mamma era la Kuna Matata o come cazzo chiamano le ragazzine. 2. Tua madre spiava Pagan, anche se un po' le piaceva. Oddio, 3, era un po' tuo come padre era un Badra. patriota e tutti i patrioti che ho conosciuto erano figli di puttana. Per il resto, Come Sabal. un altro tenente di Yuma deve morire. Pensaci tu! Madonna, raga, ma quante cose ci ha detto. Nostro padre, c'è una storia dietro, però il sentiero d'oro potrebbe non essere quello che vuole sembrare, ecco. Quindi non lo so, vediamo di stare attenti. Ah, mi dice che c'è un forziere, ma io non li vedo mai sti forzieri, madonna. Lì c'è uno yak. Ecco, questo potrebbe servirmi per prendere la pelle. Ajay, non stavo scherzando quando ti ho detto di aprirlo in 2. Il corpo mi serve intatto. Armi ed esplosivi fanno troppi danni. Devi usare una lama. È il momento di una bella uccisione, vecchio sfide. Perché cazzo ho ti serve il capito. corpo intatto? Oh, Ajay, non voglio dirti bugie. Che è l'ultima volta che ti difendo. Non mi sento le Va mani, bene. è colpa tua che non tieni la bocca chiusa. Ok, abbiamo fatto la combo della vita. Si può salire qua? Ma bellissime queste no, stavo ricaricando. Ma dai, ma che sfighe, raga. Oddio. C'è un cane randaggio. Speriamo di averli fatti tutti comunque. Forse ne rimane qualcuno, però vabbè. 3 persone qui, però non mi hanno ancora visto. Mi hanno visto in questo momento. Vabbè, allora a sto punto proviamo questo nuovo mitra. Bello, preciso, mi piace. Un sacco di danni. Ah no, era ancora vivo, quindi non ha un sacco di danni. Mi tocca spararmi una siringa, raga, così almeno sappiamo chi è il tenente. Il tenente lo dobbiamo uccidere con il coltello. Oh mio Dio. Porca miseria, se fa un male cane. Ah, ma l'ho ucciso. Ah, ho preso il tenente, si gode. Willis è morto. Scattagli una foto, ok? Il boss vuole delle prove. Va bene. Fatto. Foto scattata. Bene, ci vediamo a terra. Goditi il viaggio. Va bene. Vado così. Oddio mio, Mamma mia, ho preso il paletto. Guarda, un pezzo di paletto mi è rimasto. Dobbiamo saltare di qua, mamma mia. Ok, dove vado? Oddio, ma c'è gente. Oh cazzo. Via, 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 via. Ah, attenzione con il passaggio sotto il ponte, signori, è impicchiata. Ma cosa ho fatto? Però, che bello, raga, buttarsi così dalle montagne. Un altro ponte, passiamo di sotto di nuovo? Ma guarda con quanto stile. Vabbè, a sto punto non vorrei finire nelle eliche. A sto punto dobbiamo, penso, arrivare. Oddio, una valanga. Oh, mamma mia, raga, ma che bellezza però. Non mi sono mai piaciuti, calcolate, a me in genere le ambientazioni nevose, zombie innevate, però solo Far Cry 4 mi sa fare apprezzare certi paesaggi. Che bello, che poi graficamente è uno spettacolo per gli occhi, parliamo di un gioco del 2014, perciò tanta roba. Ok, e lì devo atterrare, ma tu guarda che paesaggio. Willis, eccomi. Guarda che atterraggio perfetto, bro, l'hai visto? Mi curo pure davanti a te, che mi bendo un po', mi hanno sparicchiato nel frattempo. Hai eliminato il bersaglio? Sì, l'ho fatto fuori. Adesso pensiamo Sali. a Yuma? Così, non mi fa parlare, se ne sta fottendo, signori. Queste informazioni sono l'ultima busta paga. Quelli che hai ucciso finora erano contatti della CIA, pulizie di primavera. Ormai Pagan non rappresenta più una minaccia per gli Stati Uniti. E noi dovevamo coprire le nostre tracce in Kirat. Hai fatto un ottimo lavoro! Ma quindi non erano i cosi di Yuma. Un sacco di palle. Quel che ho detto sui tuoi genitori, quello è tutto vero. E quel che ti ho detto di Yuma... chiediglielo tu stesso! Cosa cazzo stai facendo? Mi dispiace ragazzo, ma come ti ho detto i patrioti sono tutti figli di puttana!
No, vabbè. No. No, madonna, che tradimento all'ultimo. Però bellissimo. Come è successo il Gli hai lasciato tutto. il sacchetto in testa. Può respirare. Gli hai fatto dei buchi per non farlo soffocare. Ehi là! Ci No. siamo divertiti a giocare con la CIA? Benvenuto ad Urgesh. Scusa se l'alloggio è spartano, ma sei stato una merdina birichina, Jai, con i tuoi amichetti del Sentiero d'Oro. Ma il povero Paul ti brucia ancora per quello che ho fatto al tuo fidanzatino della cena. Aspetta, come si chiamava? Altan Barman, no, Batman. Che noia. Batman. Mi spiace tediarti, Yuma, ma fammelo coccolare. Stai per fargli scoppiare il cervello. Se vuole un panino alla merda, che almeno sia senza cipolla. Come vuoi, l'hai visto, respira bene. Adesso ciao, ho del lavoro da fare. Ok. Ma lo voglio vivo, con tutti i pezzetti attaccati. Un'ultima cosa. Allora, Ajay, so che è difficile, ma vedila come una dura lezione questa. E poi guarda che suite panoramica, eh? Ma un ultimo consiglio, fossi in te, non dormirei troppo vicino al bordo. Avanti, spostati. Cioè le celle sono fatte aperte, però fondamentalmente ti ammazzi se provi a scendere. Faccia a terra! Sì, ma non ti incazzare. Ho detto faccia a terra! Che a noi perché? Ajay, Sono a terra. non sei nella condizione di... Cosa stai facendo? Che cos'è? Madonna, raga. Oh. Perché immaginarmi Yuma nuda? Non me la volevo... Meglio nuda a sto punto. Sogni di cadere. Qui cade molta gente. Solo che poi non si sveglia. È quello che succede ai deboli. Madonna, e siamo qui, non guardare in basso. Io per questo episodio vi saluto qui. Abbiamo fatto tutte le visioni per Willis e adesso ci ritroviamo da Yuma. Ci stiamo avvicinando tra l'altro verso la fine del gioco, perché Yuma è l'ultimo, diciamo, membro che ci manca prima di raggiungere Pagan. E quindi vedremo poi che cosa succede nei prossimi episodi. Vi mando un salutone, mi raccomando di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace per supportare. Insomma, spero che la serie di Far Cry 4 vi stia piacendo, anche perché dopo questa serie abbiamo tanti bei giochini da fare, raga, perché ci sono tante perle che voglio portare. Purtroppo, raga, è estate, il caldo e tante cose, diciamo, portano ad essere un po' meno attivo nei social in generale, anche perché, raga, le registrazioni durano, poi dovete metterci anche l'editing, il tutto farlo con il caldo, poi le 1000 cose da fare, insomma è un po' un casino come periodo, però ce la faremo. Detto questo, alla prossima, ciao.